Ma te povere, non mantengo più, ma non venia così, che mi va a cagnare, fine dopo un migliaio. Io mantengo le promesse è stato proprio realizzato qua alla Zeus, che l'hanno prodotto e distribuito anche. È un disco molto fortunato perché è partito molto bene, insomma, primo in classifica in pochi giorni, riscuote molti consensi da parte delle persone, insomma, che lo hanno ascoltato. Adesso stiamo in fase di cambiamento del video che ho in promozione, che è Mamma Te Vorrei. Ne arriverà un altro tra poco, molto ma molto bello, molto interessante, e speriamo che anche questo qua possa raggiungere gli stessi consensi. Ricomincerei è stata una parte incancellabile e bellissima della mia carriera. Ricomincerei è il mio primo festival di Sanremo, come se fosse il primo amore che non dimentichi mai, e mi ha portato solo bene nella mia vita, perché è una canzone che ancora la sento addosso come la prima volta. Ad oggi mi ha accresciuto, mi ha fatto maturare, insomma, quindi è grazie anche a Ricomincerei che io ho avuto poi il coraggio di invertire la rotta e ritornare in un mondo così bello e unico come quello della musica napoletana, che da un po' di anni sto cercando di fare sempre canzoni un po' all'avanguardia, con linguaggi attuali e con sonorità che oggi nel mondo vanno di moda, insomma, perché poi la musica è anche una moda, non è solo sentimento, sensibilità di noi autori, ma è specie per chi la sente è una moda, insomma, quindi bisogna seguire un po' le mode, bisogna stare attenti a non stravolgere troppo quello che si è, come spero di aver fatto io nel mio esperimento, insomma. Io negli ultimi 2 anni ho prodotto davvero molti dischi, partendo ad esempio, no? da un capostipite della musica napoletana storico che è Carmelo Zappulla, per esempio, o ad Alessio, sto al mio secondo disco ed è in produzione proprio in questo momento qui alla Zeus, stiamo in fase di addirittura d'arrivo, un disco molto bello pure questo qua, secondo me, uguale a Musica Ribelle, veramente bello, ha scelto canzoni belle, gli arrangiamenti sono curati molto, insomma, quindi mi piace. C'è Giusy Attanasio, un'altra ragazza che a me piace tantissimo, molto molto brava, intonata, una persona molto per bene, e quindi anche lì abbiamo fatto un lavoro con D'Agostino molto molto bello. Ci sono anche altri autori che hanno preso parte di questo disco di Giusy con bellissime canzoni. E poi in produzione ancora ho Luciano Caldore, un artista secondo me formidabile, una grande voce, un ragazzo per bene, e anche lì cercheremo di fare il nostro meglio per farlo innanzitutto uscire quanto prima possibile e poi farlo uscire a certi livelli, insomma, che almeno a noi ci piaceranno. E poi non lo so, poi ho 2 o 3 giovani che vi presenterò al momento quando usciranno, insomma, quindi non è facile curare tutte queste produzioni poi con artisti di nome, perché ognuno ha la sua esigenza, no? Però il mio divertimento e lo scopo è proprio quello di formare sempre dei progetti importanti per artisti bravi, forti, ed è quello che io direi anche ai giovani talenti, no? Formatevi, cioè nel senso la formazione di base è importante, quindi uno studio, una conoscenza della musica, varie sfaccettature della musica, che non è solo il talento, perché uno deve avere un grande talento per essere un buon cantante, però è meglio sempre studiare quello che si va a fare, è meglio sempre conoscere bene il ramo dove si sta andando a parare, insomma, questa è come la penso io. La musica è stata sempre in un posto privilegiato nella mia vita. Io sono nato musicista, cioè i primi giorni della mia vita probabilmente già sentivo di essere questo domani. Nato musicista significa non nato bravo, cioè sono nato musicista con l'amore per la musica, per essere, no? Una parte della musica. Quindi per me la musica è al primo posto, cioè, però al primo posto c'è mia figlia, c'è la mia famiglia, c'è la mia compagna. Al primo posto ci sono le cose più belle di tutta la mia vita, e quindi anche la musica. Fammi sapere come è brava a fa amore, a me tagliami l'anima. Non ne farò questi mezzi parole, perché le fatte da capo e cuore, non sai fare tanto può fare. Un bacio fortissimo a Cantiamo Napoli Magazine, a tutti i miei amici. Un abbraccio da Gianni Fiorellino.